Allora, eccoci qua, tornati, proseguiamo, passiamo al girone A, Breganze e Bassano. Mi hanno portato solo adesso gli H2, quindi devo andare a leggervi la formazione il più velocemente possibile, tenendo d'occhio quello che succede in campo. Allora, intanto vi devo dire che queste squadre, Breganze ha 4 punti, Bassano ne ha 3. Breganze è alla terza partita, stessa cosa per Bassano. Quindi questo è un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Perché Breganze con questa vittoria andrebbe a 7 punti, quindi qualificata certamente per il campionato. Bassano con 6 continuerebbe a giocarsela. Una sconfitta condannerebbe Bassano. Verosimilmente, vediamo un po'. Beh, c'è anche Scandiano a 0, no, siamo tutti lì. Potrebbe ancora giocarsela come terzo posto. Molto equilibrato questo girone, ma un po' tutti. Ci sono state delle vittorie e delle sconfitte inaspettate. Questo ha fatto sì che tutto può succedere. Quindi ricordiamo allora, Bassano una sconfitta e una vittoria, Breganze una vittoria e un pareggio. Attenzione alla Bertoncello. Capitan Bordignon. Attenzione Breganze, tutto solo dentro la porta, non trova più la palla. Niente di fatto. Allora velocemente, questa è Breganze. Bassano. Partiamo quindi dalla formazione del Brigante, Postelnico 1, 2 Exausto Marcolan Giovanni, 3 TL Andrea, 4 Sperotto Alvise, 5 Rampon Alex. Mamma mia! Con il 7 è stato Bonat, no, è stato De Bortoli Tommaso, il capitano di Breganze, a sfiorare il gol. 6 Mottin Martino, con il 7 il capitano De Bortoli Tommaso appena chiamato in causa, con l'8 Rizzitelli Tommaso, oppa l'alta, con il 9 Gasparotto Giulio, con il 10 Vezzaro Gabriele, tutti allenati e orchestrati da Pozzan Fausto all'avvocato. Risponde Bassano, la città del ponte, Bertoncello Livia al 6, 7 Bonato Anna, 8 il capitano Bortignone Andrea, con il 5 Caberlin, con il 4 Di Stefano Antonio, con l'1 portiere Fontana Leonida che è lui in porta, mentre per Breganze c'è Postelnico. Oppa! C'è stata una super parata, un super intervento di Fontana Leonida, quasi a portiere battuto. Lui ha detto di no proprio all'ultimo. Risponde Bassano dall'altra parte con Capitan Portignon. Andiamo avanti con l'1 Fontana, Magrin Matteo col 2, Orlando Ettore col 9, con il 10, altro portiere Pigozzo Battista. Tutti orchestrati da Galiozzo Giovanni. Galiotto Giovanni, scusate, l'allenatore di Bassano, coadiuvato da Gerard Arianna. E tutti quanti agli ordini di Galoppi Matteo. Allora, Rizzitelli, il quartetto di Breganze, Postelnico, Sperotto, Miotti, De Bortoli, Rizzitelli, con capitano De Bortoli, col numero 7. Risponde Bassano con Fontana, Magrin, Bertoncello, Bordignon, Orlando. È proprio Bordignon che va su da solo, risponde Postelnico, recupera però Pizzitelli, Rizzitelli, libera, torna indietro. Attenzione a Breganze, va giù il capitano De Bortoli,
Ma recupera Bassano che riparte con il suo numero 2, Magrin Matteo. Bordiglione una bomba, paratura! Rispondono i due portieri alla super parata di Fontana Leonida. Ha risposto Postellico Matteo. Bellissima la sua parata. Riparte però Breganze con il suo numero 4. Sperotto Alvise. Ora c'è l'Olivetta. Olivia Bertoncello col suo caschetto blu e sulla coda. Buona, bravo, vede Bordignon che era rimasto un po' attardato. Non poteva essere che così profondo il passaggio, altrimenti sarebbe stato intercettato. Quindi era il capitano che è rimasto un po' indietro. Il capitano Bordignon che ora fa la finta. Ne dribbla uno, accede a Rizzitelli. Rizzitelli lascia lì la stecca e lo frega. Recupera la palla al numero 8. Minuto di Breganze. Preso con segno da Olivia Bertoncello. Dietro lottano Sperotto alla meglio Breganze, la palla è per Rizzitelli. Fa partire un tiro un po' sbilenco. Accompagna comunque Fontana Leonida. Avanti Magrin col numero 2. Magrin Matteo perde palla perché scivola. Dall'altra parte il capitano De Bortoli. Tommaso. In buca d'angolo combattono il 2 e il 4. Il 2 di Bassano, Magrin Matteo e il 4 Sperotto Alvise di Breganzi. Fallo assegnato a Bassano. Olivia Bertoncello appoggia al capitano Bordignon che parte. Bordignon si gira, torna indietro, fa partire un risultato, la palla rimane lì. Tante stecche, alla meglio quelle nero-rosse. Ma la palla parla ancora di Bassano. Bordignon non si dà per vinto, torna indietro. Ancora Breganze, ma gli dice di no. Olivia Bertoncello, attenzione Bortignon, adesso va tutto solo. Ancora Postellico a chiudere, palla a 2. Bordignone il più pericoloso, cambio nelle file di Bassano. Tra il numero 4 di Bassano, Di Stefano. Avanti con Capitan De Bortoli, gli agganciano la palla rubata a Rizzitelli, scarica su Bortoli e gol! In qualche maniera De Bortoli riesce a metterla dentro. De Bortoli, Tommaso. Andiamo a vedere il replay. Ah no, è passata pur se lente Sbilenka. Ha colto impreparato Fontana Leonida e Breganzi si porta in vantaggio sull'1-0 con il gol del suo capitano De Bortoli, Tommaso.
Eccoci qua, proseguiamo. Dopo il time out il gol di Breganze. Bordignon risponde Postelnico, la palla rimane lì. Arriva De Bortoli. Bordignon, la sua parabola. Scavalca di poco la traversa difesa da Postelnico. Postelnico la palla rimane ancora lì. Recupera il capitano del Porto. Va via. Avanti. Sotto di noi qua si combatte nell'angolo. È il numero 2 di Bassano, Magri, che subisce però i 10 secondi. Palla però buttata via da Breganze. Bordignon stavolta è solo, destra-sinistra Bordignon. Spara su Costantino, la palla rimane lì e segna Bordignon. Prima parata di Postelnico, poi la palla rimane lì. E Bordignon insacca uno pari, è durato davvero poco, meno di un minuto, il vantaggio di Breganze. Avanti ancora, Bassano adesso il gol accende la benzina dei bassanesi. Avanti così. Scontro, sempre Magrin, bello il suo ingresso, anzi no, oggi Magrin, se non sbaglio, era nel quintetto base. Sì, partito da subito Magrin Matteo. Non me lo vogliono a casa se lo era anche ieri. De Bortoli cade da solo, allunga il passo, si riparte. Ora De Bortoli. Bordignon, palla in mezzo, non aggancia. Il numero 4 arriva leggermente in ritardo di Stefano Antonio. Ma Green De Bortolo, De Bortoli, ancora De Bortoli lotta nell'angolo, sono in due con il Bassano, alla meglio De Bortoli, no, poi recupera Bassano, Bordignon prova un lancio velocissimo per Di Stefano, ma non può arrivarci, recupera il numero 6 di Breganze, Nottin, palla su, torna tutta Bassano, De Bortoli, ancora lui mette in mezzo, spazza fuori, la palla rimane lì. È il 2 di Breganze che tenta di girarsi, gliela aggancia la Bertoncello. Niente di fatto, solo Di Stefano. Saxauso Maculan a provare a girarsi, ora Rezzitelli appoggia De Bortoli. De Bortoli, si chiude come un portone. Il duo di Bassano, volano stecche. Ne esce vincitore il giocatore di Breganze, che però riparte dalla sua area. Palla toccata dall'avversario, Bordignola lascia lì, si combatte su ogni palle, finisce Bordignola, dice che si può proseguire il signor Galoppi Matteo. E ancora il numero 6 di Bassano, di Breganze, Mottin Martino. Ora riparte Bassano con Magrin, Magrin converge, Postelnico da lì chiude tutta la porta con facilità. De Bortoli, niente di fatto, palla sporcata da Magrin, riparte Magrin, mette in mezzo per Di Stefano converge, frena, tira, la palla rimane lì, niente di fatto, si muove la rete, ma è a causa delle stecche del passaggio dei giocatori. Riparte Breganze sotto la cabina regia, che poi più che una cabina è un balcone, e c'è il time out chiesto da Breganze, time out anche per noi, altra partita al Fulmicotone.
Eccoci qua, tornati in diretta. Riparte Bordignon, 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 posta il Licu, la palla si impenna, non riesce la deviazione sotto porta al palo di Stefano, che non gli sarà apparso per trovarsi la palla lì. Bella la palla per della Bertoncello per Capitan Bordignon. Gliela restituisce, Olivier aggancia, fa partire una accompagnata e poi ancora Bassano più volte vicino al gol con vari tap-in e con tiri da fuori, ma non gli è riuscita del tutto. Torniamo in campo. Bordignon, c'è un innumerevole numero di stecche, non riesce a girarsi il capitano. Passa l'altro capitano De Bortoli. Bomba di De Bortoli e c'è il gol per 2 volte, purtroppo non trattiene. Purtroppo per lui, logicamente. Fontana Leonida. La palla arriva lì e poi entra. 2 errori di Fontana hanno permesso a De Bortoli di andare in gol. Entrambe volte è stato De Bortoli ad avere un mezzo regalo di Fontana. Bravo De Bortoli a provarci a crederci. Il tiro era comunque teso. Dignon, c'è angolo. Aspettavo la mettesse nel 7, ma la palla è ancora per lui. Fuori misura. Bravo Bordignon, ma manca un po' di precisione nel tiro al buon Bordignon Andrea. Ancora Bordignon. Ancora è entrato il numero 5 di Bassano. Caberlin. Bertoncello recupera, cerca di suggerire. È entrato Anna Bonato, la mia preferita. Insieme logicamente a Olivia Bertoncello, le due signore di Bassano. Ho un debole per il gentil sesso che si misura ad armi pari. È tornato dentro anche Rizzitelli, gol! E gol di Rizzitelli! Ci mancava il gol di Rizzitelli. E allora 3-1 di Breganze. Bassano deve ingranare una marcia alta, altrimenti gli scivola via questa partita. Gol! De Bortoli in scivolata realizza un bellissimo gol personale,
se l'è costruito e realizzato De Bortoli. A 36 secondi dalla fine, 1 minuto, 2 gol di Breganze che tolgono il fiato a Bassano. Ancora Breganze, la palla rimane lì. Combattono i due capitani, Bordignon e De Bortoli. Bordignon disturbato dal numero 4 di Breganze. Sperotto, palla in mezzo, niente di fatto. 3 secondi. Arriverà la sirena che chiude qua il primo tempo. Time out per noi.
Allora tutto è pronto per il secondo tempo di questa Bassano 54 versus Breganze, li ho fatto diventare dei briganti, quelli della società che ospita questa bellissima kermesse. Vediamo se Bassano avrà la forza, le potenzialità per andare a raggiungere Breganze. Recupera Bassano. Il tiro di Bordignone è totalmente fuori misura. Deve andare Galoppi a recuperare la pallina che è finita in fondo alla rete. Combatte qua sotto di noi Orlando col numero 9, mi è uscito dall'inquadratura. Attenzione, finisce a terra Olivia, niente di fatto, riparte Bordignon, palla nel e spara ancora su Postelnico. Postignon graziato almeno 2 o 3 volte. Breganze, non essendo abbastanza cattivo, ora è De Bortoli invece che colpisce la traversa. De Bortoli sempre più pericoloso anche nella finalizzazione. Attenzione a Breganze che riparte. Combattano. Bomba! Che traversa interna presa da De Bortoli. Scusate, da Bordignon. Quella volta che riesce pulito a scusate Olivia, la palla rimane lì, niente di fatto. Si lotta. Non riesce il tap in sotto dopo il tiro della Bertoncello. Non è riuscito Bordignon. Bordignon, fuori misura ancora. Anche ieri Bassano si era procurato un numero innumerevole, ovvero una quantità innumerevoli di occasioni, ma gli era mancata la finalizzazione. Si arrabbia l'avvocato Fausto.
Parte Breganze col suo De Bortoli, il suo capitano. La palla rimane lì. Può uscire Bassano. Niente di fatto, non c'è fallo. Bordigno ancora su Postelnico. È una lotta tra Bordignone e Postelnico. Bassano è ferma ad un gol, anche se le occasioni se ne create innumerevoli, ce l'ho fatta. Eccola lì, invece, dicevamo, Breganze molto più concreta. Gol del suo numero 6. E arriva anche il time out. Segnato con il numero 6. Miotti Martino, portando il risultato sul 5-1. Si mette più al sicuro. Breganze con questo più 4. Wow. 5-1 appena segnato Breganze. Bassano comunque è sul pezzo, lo dimostra, come dicevo, la quantità infinita di occasioni anche adesso, anche sfortunato un po'. Olivia Bortoncello sotto porta, non riesce a finalizzare. Invece Rizzitelli, il piccolo Tommaso Rizzitelli, alto quanto la balaustra, ne segna un altro. Fortissimo questo mini atleta, che però quando va giù, bel controllo palla. Bella decisione, determinazione. Ne ha già segnati 2 oggi. Ne aveva fatti più di uno. L'avevo visto al torneo Tita Carraro. È lì che l'ho conosciuto. Ed è entrato subito nelle mie grazie. Questo minuto giocatore. Tutta grinta. Il suo pattino ha l'interasse della mia mano. Oppa! E invece niente. Breganze fallisce un potenziale e definitivo colpo del KO, anche se già questo 6-1 muturato fino adesso potrebbe essere considerato tale, ma memore della partita che ci ha proceduto, dove Montebello da 9-3 è andata a chiudere a 9-8. Non dico più niente. Tommaso Rizzitelli con la palla, Bordignon palleggia al volo. Bordignon, se sbagliano questo, oh, che sfortuna. Gli rimbalza anche la palla in faccia. Bassano proprio gli manca gli ultimi 2 metri. Ha creato un numero mostruoso di occasioni. Adesso purtroppo la pallina sul tocco proprio suo del compagno gli è rimbalzata in bocca. Ma a vedere i denti ci sono tutti. Zoom sui denti, che guardiamo se ci li contiamo. No, privacy. No, è tutto a posto, esce da solo. Un applauso a Di Stefano che porta a casa tutti i denti. Peccato perché
No, peccato non per i denti, stupidino. Peccato perché erano andati in due da soli. Bassano e ancora una volta non sono riusciti a concretizzare. Io dico che anche avessero realizzate un terzo delle occasioni create, Bassano sarebbe almeno in scia a Breganze e non sotto di 5 gol. Por adesso il 7 De Bortoli combatte, recupera l'altro capitano, va giù, niente di fatto. Adesso è Olivia Bertoncello. Scarica sul capitano, bomba, posta il Luca prontissimo. Posta il Nico Matteo, prontissimo. Allora libera Rizzitelli. Scende, va giù il numero 6, Mottin Martino. Recupera Bassano, ma recupera ancora Rizzitelli. Rizzitelli non va giù manco morto. Ora riparte Olivia, sono in due, no. Sbaglia l'appoggio sul suo compagno col numero 9 Gasparotto, che ora combatte dietro a palla di Olivia, niente di fatto neanche questa volta. Orlando, scusate, col numero 9. Ho guardato l'H2 sbagliato. Quindi time out chiesto da Mister Pozzano. Sì, buonanotte. Da Mister Gagliotti. No, no, di Pozzano. Pozzano, Mister di Breganze, chiede il time out. Perché comunque Bassano arriva spesso e volentieri davanti alla porta. Poi il fatto che non sia abbastanza precisa non vuol dire che il mister non debba recuperare i suoi e richiamarli all'ordine per far sì che la squadra avversaria non accorci le distanze. Fausto Pozzan vuole tenere a debita distanza la squadra avversaria. 5 gol di margine a 7,22 dalla fine. Sono un buon bottino. De Bortoli chiedeva il fallo, finito a terra in area, ma niente di fatto. Bordignon, Orlando attaccato da tutte le parti. Rizzitelli però alla meglio Bassano, recupera Orlando. Si riparte con palla ora per Breganze. Avanti così. Bordignon. Bomba! Posta il Nico, piazzatissimo. Invece di no. Seconda, 2 respinte di posta il Nico. Ora riparte il numero 4. Sperotto al Vise. Arriva fino a Leonida. Niente di fatto però. Ma è ancora Breganze. Bordignon si sarà creato almeno una decina di occasioni, ne ha realizzata una. Sfortunato anche, complice anche una bellissima partita di posta il Nico, che
Davvero non ne ha lasciata passare una. Autore davvero di numerosi belli interventi. Ora Bordignon poco preciso, liscia la palla. Prosegue, mancano questi 5 minuti. De Bortoli. Brava ancora. De Bortoli. Sicuramente uno dei migliori in campo insieme a Bordignon. Sfortunatissimo Bordignon, questa volta viene sporcata la palla all'ultimo. Rimbalzano come dei pungibo gli uomini a destra e a sinistra. Sono saltati un po' gli schemi questi ultimi 4 minuti e 23. Avanti così, posta il Nico, dice di no al numero 2 di Bassano. Magri Matteo riparte Breganza con il suo nome, fa partire una bomba, ma è fuori misura. Gasparotto Giulio. Riparte Bassano, continui ribaltamenti di fronte. Ora era stato il tiro 2 di Xaus, no, di Magri Matteo a finire fuori misura, facile preda di Postellico Matteo. De Bortoli, fallone. Quasi da blu. Ma niente di fatto. Dice che si può proseguire con una normale punizione. Galoppo e Matteo, il dirigente, ma il direttore di questa partita. Si gira bene De Bortoli, ma ancora niente di fatto. Abbiamo una delle poche partite in cui tutti i ragazzi indossano il casco. È comunque un bene. E quella qua l'abbonato a Anna con le sue treccine. Il passaggio per Bordignon è un po' fuori misura. Ma Bordignon comunque riesce a uscire da due, protegge la palla, fa partire l'accompagnata. Bonato Anna a momenti si regala il gol. Chiude bene posto il Nico. Tra i migliori portieri che ho potuto apprezzare in questi 2 giorni, anzi un giorno e mezzo. Fausto Pozzan chiede una pausa per cambiare il portiere. Vuole dare spazio anche al suo Pezzano Gabriele, secondo portiere di Breganze, che morde il freno a 2 minuti dalla fine. Esce posto il Nico Matteo, entra Bezzano Gabriele con il 10. Doppio cambio. Guardate che belli portieri, vanno giù a macchinetta, freno, frenata e giro. Bellissimo come portieri si mettono in porta. Pare un parcheggio di quelli degli autisti, dei piloti stampa. Che ti parcheggiano la Fiat Punto dove non ci starebbe neanche una Smart.
Breganze e la torsida si scatena. Ancora avanti. Ora De Bortoli che aspetta il fischio dell'arbitro. Ancora Bordignoni, ancora il portiere di Breganze. È cambiato il portiere, ma la storia non cambia. Portiere di Breganze batte Bordignon una decina di occasioni a uno. Bordignon comunque giocatore di tutta prospettiva, sfortuna è proprio senza Bordignon, colpisce in pieno il suo compagno che poi viene abbattuto da De Bortoli. Ha preso il colpo sulla gamba, rimane a terra dolorante. Nulla di grave comunque, tranquillizziamo chiunque a casa. Riprendono le ostilità, Bordignon ha agganciato blu. Questa volta ci sta. De Bortoli si becca il blu, ha agganciato Bordignon che a 48 secondi dalla fine ha la chance di lasciare il segno. E invece no, è Magrin. Pesa la stecca di Magrin, pesano i guantoni di Vezzaro. Vezzaro decide no 2 volte, bravissimo Vezzaro. Ragazzi, se questo è il secondo portiere di Breganze, qua li sfondano bene, perché qua risiede anche un certo Debbie, portiere campione d'Italia con l'Under 13 e milita nell'Under 15 ora di quest'anno di Breganze. Danny Ronzani, purtroppo l'Under 15 di Breganze non è arrivata alle finali. Ricordiamoci, erano 5 squadre fortissime e 3 posti. Ha vinto Monte, seguito da Tiene e Bassano, sono rimaste fuori Montecchio e Breganze. Quindi andiamo all'archivio con questo 6-1. Anche questa partita del girone A che permette a Breganze di volare a 7 punti e giocare per il primo posto del girone. Bassano con 3 deve cercare per forza una vittoria, ma sarà davvero dura perché Breganze andrà a 7, Tiene aspira a 9 se non 12 punti, quindi la vedo dura. Comunque è tutto per noi, ci vediamo alle ore 15 per Scandiano TV.